Si chiama Delia Mary Flores, la protagonista di questa storia, ha 53 anni di età, è di Scottsdale, in Arizona, e pensate che per vendicarsi del suo compagno avrebbe sparato 3 colpi di pistola calibro 22 ai suoi gioielli di famiglia. La donna infatti era convinta che il partner avesse una amante e quindi avrebbe agito sabato scorso mentre l'uomo stava dormendo su di una sedia nella casa che i due condividono insieme. Flores sarebbe accusata di tentato omicidio, mentre il compagno se la sarebbe cavata con qualche ferita. Al suo risveglio ha creduto di ascoltare il rumore di fuochi d'artificio per poi accorgersi del dolore lancinante che purtroppo si stava verificando alle sue parti intime. In tutti sono stati sparati ben 7 proiettili e poco dopo è stato chiamato il 911, il codice, o meglio il numero d'emergenza. All'arrivo della polizia la Flores ha ammesso quello che aveva fatto ed anche il motivo. I due stavano insieme da 2 anni, avevano deciso di andare a convivere. Nel 2016 l'uomo ha sottolineato di non averla mai tradita e che non era a conoscenza dell'esistenza di quella stessa arma. Più tardi si è accertato che la pistola era stata comprata 10 giorni prima dall'aggressore. Ciò sembra aggravare di fatto la posizione della Flores, che sarebbe anche accusata di premeditazione. Questo sarebbe quanto, il video termina qua, iscrivetevi, commentate e un caro saluto.